Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG? Iniziamo dai titoli. Stop ai licenziamenti e investimenti per 120 milioni, gli impegni assunti dalla società che gestisce il porto di Gioia Tauro. Il ministro Toninelli ha dato 60 giorni di tempo alla società terminalista per mantenere gli impegni, pena il ritiro della concessione. Autovelox sulla 106, la procura di Castroville ha riaperto un fascicolo per accertare la regolarità dei dispositivi. Il rompe a gamba tesa un'industria nella sanità, Marzucca chiede un incontro con i commissari per verificare linee e obiettivi. 2 persone sospettate di essere gli autori di numerosi furti in appartamenti avvenuti negli ultimi mesi nel Vibonese sono state arrestate stamattina dai carabinieri. 11 aziende e 20 immobili per un ammontare di 20 milioni di euro sono stati sequestrati ad un imprenditore ritenuto dagli inquirenti attiguo alle Cosche Regine. Ancora uno scivolone casalingo per il Crotone sconfitto in casa dal Pescara, fine gara molto movimentato. Il presidente ha annunciato che se dovessero continuare i torti arbitrali ritirerà la squadra. Ancora buonasera dalla redazione del TG Time. Dunque in apertura la vicenda del porto di Gioia Tauro. Ebbene, oggi il vertice a Roma convocato dal ministro Toninelli. L'azienda che gestisce lo scalo calabrese non ha partecipato all'incontro, ma in una lettera ha fatto sapere che i licenziamenti saranno sospesi e che investirà 120 milioni. Il ministro ha dato 60 giorni di tempo alla società terminalista per mantenere gli impegni, pena il ritiro della concessione. Si apre uno spiraglio forse nella lunga e tormentata avvertenza dei lavoratori del porto di Gioia Tauro. Questa mattina il vertice a Roma convocato dal ministro Toninelli, vertice al quale però non ha partecipato l'azienda che gestisce lo scalo calabrese e che aveva annunciato, lo ricordiamo, l'intenzione di mandare a casa 500 persone, ma in una lettera l'MCT ha assunto precisi impegni comunicati dai sindacati ai lavoratori che questa mattina hanno attuato un sit-in nell'area portuale. Come al solito l'azienda in mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori non si è presentata all'incontro e questo è un segnale bruttissimo che si può dare al territorio, perché comunque non possiamo essere ostaggi di un'azienda che ha questi tipi di atteggiamenti in un momento così delicato. Ci conforta un pochettino il fatto che comunque MSC è disposta ad investire e ha detto che investirà 120 milioni di euro se gli danno la possibilità su Gioia Tauro e nell'arco di 2 anni porterà 4 milioni di TIU a fronte dei 2 milioni che stiamo facendo oggi circa. L'intenzione dalla lettera che scrive MCT che sospenderà i licenziamenti, non dicendo però quando e come. In più, se è vero, il ministro dice che comunque gli dà 60 giorni di tempo a MCT per vedere se dà delle risposte concrete come azienda, come investimenti eccetera, se no altrimenti probabilmente toglieranno le concessioni. I lavoratori adesso chiedono che gli impegni non vengano disattesi e intanto il governatore Oliverio ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando la drammatica situazione determinatasi nel porto di Gioia Tauro che si aggrava di giorno in giorno a fronte di un mercato intercontinentale e mediterraneo che vede una forte ripresa. Il porto di Gioia Tauro per le sue caratteristiche, aggiunge Oliverio, è un porto nazionale classificato nelle reti europee come porto core e pertanto la decisionalità e i finanziamenti, sottolinea, sono tutti a carico dello Stato. Il governatore nella lettera a Conte chiede immediati e precisi impegni governativi per risolvere la situazione che determina il crollo dei traffici nel porto con la diretta ricaduta sui lavoratori per la gestione delle banchine, la ricostituzione dell'integrità dell'autorità portuale, immediati investimenti PON, reti nel porto e l'attivazione della ZES. E questa mattina, lo dicevamo, il sit-in nell'area portuale di Gioia Tauro, i sindaci del territorio a sostegno dei lavoratori. Sit-in davanti all'ingresso del porto di Gioia Tauro, c'è questa situazione davvero complessa di licenziamenti che si aggiungono ad altri licenziamenti, le aziende di gestione lamentano che c'è crisi, gli operai però d'altra parte vogliono vederci chiaro e soprattutto vogliono qualche sicurezza per il loro lavoro. Qui oggi ci sono sindaci, sindacalisti e tanti operai con le loro famiglie. La situazione, come già abbiamo detto nei vari sit-in, non è cambiata, nel senso che comunque noi dopo 6 anni di cassa integrazione e quindi di sacrifici fatti da parte dei lavoratori siamo arrivati a una conclusione di 377 lavoratori
con un licenziamento fatto un po' leggero, mettiamola così, molto superficiale. Infatti i giudici hanno dato ragione ai lavoratori che hanno vinto le vertenze. Oggi ci ritroviamo di nuovo 1300 in azienda, però l'azienda ancora dice che ha un esubero, quando nel 2016 è stato firmato un APQ al governo dove eravamo tutti presenti come sindacati, eppure il Ministero, Autorità Portuale, insomma tutti gli attori di questa vertenza, tutti hanno mantenuto gli impegni tranne MCT, non ha fatto investimenti, non ha presentato un piano industriale. Siamo ad oggi e MSC lamenta che non può portare i volumi perché non ci sono i mezzi. Speriamo che il grido di dolore di questo territorio possa essere ascoltato così fattivamente, proficuamente da chi ha potere decisionale, pensa al tavolo ministeriale, in modo che ecco, le società che in questo momento non è che vanno d'amore d'accordo possono essere richiamate all'adempimento dei doveri consacrati in un accordo. Ecco, bisogna dare forza e energia a questo porto, perché è volano di questo territorio che soffre per tante piaghe, per tante ferite, per tante criticità. Ecco, e il porto non può essere un'ulteriore criticità, il porto deve essere occasione per far risorgere, per un nuovo rinascimento di questo territorio che ha altissimi tassi di disoccupazione, bassissimi tassi di occupazione, e un'ulteriore ferita potrebbe essere letale e portare a una desertificazione industriale con conseguenze anche sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. I lavoratori qui sono doppiamente vittime sia di questa scelta industriale che appunto non ha creato sviluppo, ma anche delle logiche di Contiship che opera in regime di monopolio e di MSC che opera in regime di monopsonio, cioè l'unico che vende da una parte e l'unico che compra. È chiaro che gli interessi divergenti di queste due entità stritolano le presenze e gli interessi naturalmente di questi ragazzi che vivono una condizione diciamo di disagio, ma è di precarietà e di assenza anche di futuro, e quindi è un disagio ed è un depauperamento per tutto il nostro territorio. Irrompe a gamba tesa un'industria nella sanità. Matsuka chiede un incontro con i commissari per verificare linea e obiettivi. La sanità non cambia, è sempre la stessa solfa. Nonostante la buona volontà degli operatori, non si riesce ad imboccare la strada giusta. Se il presente è costellato da 1000 criticità, il futuro non è affatto rassicurante, visto che il federalismo differenziato colpirà e come la nostra regione. Un altro colpo di scure si abbatterà sul nostro già debole e fragilissimo sistema regionale. Che fare? Se gli amministratori nutrono preoccupazione, lo sono ancora di più i cittadini. La reazione latita, ma arriverà, perché è inaccettabile la disparità di trattamento. Nel frattempo, però, bisogna provare a migliorare lo stato attuale e va in questa direzione la preoccupata nota del presidente di Un'Industria, Natale Matsuka, che ha chiesto un incontro con i nuovi commissari per capire cosa sta accadendo e, se è ancora più importante, capire quali sono gli obiettivi e i metodi operativi per raggiungere i livelli qualitativi di assistenza agognati dai cittadini. Altro passaggio menzionato da Matsuka è la necessità di integrare pubblico e privato. L'Un'Industria ha rotto gli indugi entrando a gamba tesa in un settore della vita pubblica molto sofferente e assai attenzionato dalla popolazione calabrese. Ora cambierà qualcosa? Difficile, ma quantomeno occorre provarci sempre. A Catanzaro la conferenza stampa fortemente voluta dal coordinamento cittadino della Lega per illustrare le proposte di riforma delle commissioni consiliari comunali e per la riduzione dei costi della politica. Prima gli italiani, io sto con Salvini, questo lo striscione che campeggia nella sala della provincia di Catanzaro, dove il coordinamento cittadino della Lega ha organizzato una conferenza stampa per illustrare le proposte di riforma delle commissioni consiliari comunali per la riduzione dei costi della politica. Un'iniziativa che va ad iscriversi nella esigenza che noi abbiamo, che quindi cerchiamo di sviluppare in termini di soluzioni,
riguardo alla necessità di dare una svolta non solo organizzativa alla Calabria e quindi al partito, ma anche sui temi. Quindi noi iniziamo a far comprendere, lo facciamo già da tempo, ma queste sono misure incisive poi che toccano proprio gli ambiti politici e quindi dei costi della politica, ed intendiamo quindi incidere proprio su queste dinamiche per far comprendere che sui temi abbiamo le idee chiare e sulle quali siamo forti di convincimenti interni che ci consentono evidentemente di declinare poi delle politiche. Questo giusto per dire sostanzialmente, quindi questo è un tema per noi importantissimo, che oggi viene fuori perché ci sono delle indagini in corso e quant'altro, ma in realtà è da noi coltivato questo interesse alla soluzione di queste questioni già da molto prima. Proposte che dovranno essere approvate ma che al momento rompono gli indugi e lanciano un segnale forte ai cittadini, portando avanti il taglio sugli sprechi della politica, cavallo di battaglia dell'attuale governo giallo-verde. Noi non entriamo in merito in questo aspetto della magistratura è necessario che faccia il suo corso, se ci sono delle irregolarità vengono rispettate alla magistratura. A noi interessa che ci sia una riduzione e che i consiglieri comunali si mettano a servizio della città proprio per una questione di benessere, di servizio per la città. Noi non consideriamo e non comprendiamo che il consigliere comunale possa avere delle retribuzioni per la città, insomma. La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di non luogo a procedere messa in primo grado dal GUP di Cosenza per il sindaco di Rende Marcello Manna e per il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Francesco Azzato e l'assoluzione per l'ex assessore all'ambiente del comune di Rende Francesco Di Ippolito. Erano accusati di omessa bonifica e disastro ambientale nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Cosenza sull'inquinamento provocato dagli impianti dell'ex Legno Chimica. Autovelox sulla 106, la Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per accertare la regolarità dei dispositivi. Il sospetto è che gli autovelox sulla SS 106 non siano stati installati per la sicurezza degli automobilisti sulla tanto temuta strada ribattezzata della Morte. Gli impianti rilevatori di velocità voluti da diversi comuni dell'Alto Ionio Cosentino potrebbero essere stati utilizzati per fini diversi. A verificare l'ipotesi è la stessa Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un'inchiesta sulla regolarità degli autovelox. È il procuratore Eugenio Facciolla ad esprimere il timore che questi impianti, sono parole sue, siano stati montati per fare cassa. L'indagine è in corso, fa sapere il magistrato. Stiamo verificando l'appropriatezza tecnica, la conformità ed anche il posizionamento degli impianti e naturalmente anche tutto ciò che porta appunto il denaro delle casse dei comuni interessati. Furti in appartamento nel Vibonese, i carabinieri hanno arrestato i presunti autori. Un fenomeno criminale quasi sconosciuto perché poco praticato in questo territorio, ma che negli ultimi mesi stava creando un certo allarme sociale. Il furto in appartamento, che si stava consumando con una significativa frequenza sia in città quanto soprattutto in periferia, nei piccoli centri dell'Interland vibonese. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Vibo Valentia si dicono sicuri di aver bloccato questo crimine, individuando ed arrestando gli autori di una rapina e di almeno 3 furti in appartamento tra Ionadi e San Costantino. Si tratta di 2 pregiudicati, Fabrizio Greco, già in carcere perché arrestato a fine gennaio dalla squadra mobile per tentata rapina, ed Armando Petrolo. Una serie di furti in appartamenti che stavano preoccupando l'opinione pubblica. Sì, effettivamente hanno destato non poco allarme sociale questi eventi che hanno, come detto, turbato la serenità dei piccoli centri limitrofi a Vibo Valentia, accentuando un fenomeno prima non molto percepito, comunque sicuramente meno presente che negli ultimi tempi, e hanno allarmato la collettività non solo per il fatto reato in sé, ma anche per la tipologia delle vittime di questi reati, che erano per lo più persone anziane che vivevano da sole e che venivano colpite nella loro intimità e nella loro sicurezza, che era proprio la loro abitazione. Come evidenziato nel corso della conferenza stampa, un aspetto preoccupante era il modus operandi dei 2 arrestati. Quello che ci ha, il riscontro che abbiamo avuto dall'attività investigativa ci ha permesso di capire che vi era uno studio preventivo all'azione vera e propria.
Si cercava di capire quindi l'abitudine della persona anziana quando era quindi solita uscire dalla propria abitazione lasciando incustoditi i propri averi, e a quel punto la coppia entrava in azione. È chiaro che il punto di rottura a questa strategia nasceva nel momento in cui la previsione non andava a buon fine, quindi ci si poteva trovare davanti alla presenza dell'anziano. Ecco, in questo caso abbiamo avuto proprio la rapina che viene contestata ad uno degli autori, che ha originato chiaramente da un furto calcolato male. E questo comunque a maggior ragione allarma e preoccupava, proprio perché metteva in luce la determinazione nel compimento del reato. Un aspetto interessante, parte della rifurtiva è stata recuperata. Sì, abbiamo recuperato parti dei monili in oro sottratti in alcuni di questi episodi, che sono stati riconsegnati agli aventi diritto, cosa che capita non sempre. Seconda fase dell'operazione Ossessione, la Guardia di Finanza ha eseguito tra Calabria, Campania, Lombardia, Liguria e Puglia 23 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Catanzaro. Le persone sono indagate a vario titolo per reati in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravata dalla modalità mafiosa e dalla detenzione di armi. L'attività completa le operazioni iniziate lo scorso 28 gennaio, quando le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri hanno consentito di disarticolare un'organizzazione estremamente complessa dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La direzione investigativa antimafia ha sequestrato un patrimonio da 20 milioni di euro a Reggio Calabria ad un imprenditore ritenuto dagli investigatori in rapporti di stretta vicinanza con l''ndrangheta. La direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 20 milioni di euro. I sigilli hanno interessato 11 aziende, tra cui 10 società di capitali, concessionarie d'auto, 20 immobili e denaro riconducibile all'imprenditore reggino Angelo Emilio Frascati, 62 anni. Il provvedimento emesso dal Tribunale sezione misure di prevenzione su proposta del direttore della DIA e sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica. Pagine in cui si evidenzia la sua pericolosità sociale. L'imprenditore 62enne, arrestato nel 2016 nell'ambito del procedimento Fata Morgana, poi confluito nel procedimento Gota, accusato di aver fatto parte della cosca Libri, divenendone, secondo gli inquirenti, espressione nell'ambito dell'imprenditoria. Frascati è anche accusato di aver turbato il regolare svolgimento delle gare pubbliche, una vicenda per la quale è stato condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa e turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso. Molti pentiti lo hanno indicato quale imprenditore espressione dell''ndrangheta reggina. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato di brillante operazione e ha aggiunto avanti il prossimo. L'omicidio dell'avvocato Pagliuso, il presunto killer Marco Gallo, è stato rinviato a giudizio. Il processo inizierà il 23 aprile, ammesse tutte le parti civili. Inizierà il prossimo 23 aprile il processo per Marco Gallo, il 33enne accusato di essere l'autore dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, avvenuto il 9 agosto del 2016 alla Mezzia Terme. Questa mattina l'udienza dinanzi al GUP di Catanzaro Pietro Carecchi ha rinviato a giudizio il presunto killer del penalista lametino. Con l'operazione Revenzium della DDA di Catanzaro contro le cosche dell'area montana dell'Ametino, quella dei Mezzateste e degli Scalite, è stata fatta luce anche sull'omicidio dell'avvocato Pagliuso, il cui delitto, secondo gli inquirenti, è maturato proprio nell'ambito dello scontro in atto tra le due famiglie. Secondo l'accusa di impugnare l'arma sarebbe stato Marco Gallo, un giovane insospettabile al servizio degli Scalise. Nel processo si sono costituiti parte civile non solo i familiari della vittima, ma anche il comune di Soveria Mannelli, il comune di Lamezia Terme, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Lamezia Terme. Marco Gallo è accusato anche di altri 2 omicidi, quello del dipendente delle ferrovie Gregorio Mezzateste e quello del fruttivendolo Francesco Berlingeri, dove in corte d'assise sono in corso 2 distinti processi.
Ed è iniziato questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro il processo a carico di Antonio Pontoriero, accusato dell'omicidio di Soumaila Sacco, 29 anni, il bracciante e sindacalista dell'USB, originario del Mali, ucciso la sera del 2 giugno del 2018 a San Calogero, nel Vibonese. La Corte d'Assise ha ammesso come parti civili, oltre ai familiari della vittima, anche l'USB. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. I finanzieri hanno scoperto 4 lavoratori in nero impiegati all'interno di un noto ristorante di Vibo Marina. I ragazzi prestavano servizio come camerieri in assenza di un regolare contratto di lavoro. Le Fiamme Gialle hanno quindi elevato sanzioni amministrative per circa 7.000 euro nei confronti del titolare dell'attività, il quale ha successivamente proceduto alla regolarizzazione delle posizioni lavorative accertate. Il sindaco di Castrovillari ha chiuso il plesso scolastico dei Santi Medici al fine di effettuare la sanificazione generale dell'edificio. La decisione dopo l'intervento dei NAS di Cosenza, che hanno rilevato la presenza di tracce di topi in 3 aule e della comunicazione fatta al primo cittadino dallo stesso nucleo. Si è sentito male al termine di una partita di calcio ed è stato salvato grazie alla presenza di un defibrillatore nell'impianto. È accaduto a Lamezia Terme. L'uomo, entrato negli spogliatoi, si è accasciato a terra privo di coscienza. Attivate subito le manovre di rianimazione con defibrillatore fino a quando la vittima non ha ripreso le funzioni vitali. Nel frattempo è arrivato il 118 che d'urgenza ha trasportato il 44enne al pronto soccorso, dove le condizioni sono divenute stabili. Incendio questa mattina in un'abitazione a Platania. Le fiamme hanno interessato una canna fumaria distruggendone il tetto. Sul posto i vigili del fuoco, nessun ferito. La pagina sportiva adesso, ancora uno scivolone casalingo per il Crotone, sconfitto in casa dal Pescara. A fine gara molto movimentato. Il presidente ha annunciato che se dovessero continuare i torti arbitrali ritirerà la squadra. Vediamo. Ma è una roba allucinante quello che ho visto stasera, una roba allucinante. Quindi non riesco a parlare di calcio stasera. Grazie. Parole al vetriolo di mister Stroppa, che nel dopopartita con il Pescara lascia di lato la sala stampa. Non è andata giù al tecnico, così come alla società e ai tifosi, la sconfitta per come è maturata. Sul banco degli imputati la direzione arbitrale. Il presidente Vrenna non ammette repliche. Al prossimo torto ha detto: ritirerò la squadra. Sono amareggiato perché ho l'impressione che non vogliono il Crotone in questa categoria. Adesso preparerò insieme con i miei un dossier e manderò a chi di competenza. È la prima volta che mi vedete in sala stampa e voglio contestare le direzioni arbitrali, però adesso non possiamo più permettercelo perché il campionato mancano poche partite e ci ritroviamo a essere ancora terzultimi. Se ci fosse stato il VAR, secondo me staremmo parlando di un altro campionato del Crotone. Il VAR non c'è in B, non capisco il motivo. Niente, adesso sicuramente mi farò sentire con tutte le mie forze. I pitagorici vengono risucchiati in terzultima posizione. Il campionato è ancora lungo, ma gare del genere possono compromettere il cammino verso la salvezza della formazione crotonese. Eppure l'approccio alla gara sembrava azzeccato, ma dopo soli 9 minuti gli abruzzesi trovano il guizzo per bloccare il risultato grazie al gol di Monachello, che a tu per tu con Cordaz non sbaglia. Reazione veemente del Crotone. Al 12° il sinistro di Barberis impatta sul palo, mentre un minuto dopo Fiorillo salva su Pettinari. Al 15° però il Pescara raddoppia, questa volta grazie ad un pregevole colpo di tacco di Campagnaro. Il Crotone non si dà per vinto e le prova tutte, ma la sfortuna alla meglio. Al 29° infatti Fiorillo salva ancora su Pettinari, mentre sugli sviluppi del corner Spolli prima colpisce il palo e poi lamenta un atterraggio da parte di Scognamiglio e chiede a gran voce il rigore, ma l'arbitro lascia proseguire fra le proteste dei rossoblù, che restano orfani del tecnico mandato anzitempo negli spogliatoi.
Nella ripresa il Crotone ci prova a raggiungere il Pescara con le unghie e con i denti. Bravo Cordaz ad evitare una vittoria dilagante degli ospiti in più occasioni. Alla fine però il nervosismo alla meglio e il Pescara amministra fino al triplice fischio, un successo che avvicina i biancazzurri alla capolista Brescia, prossimo avversario del Crotone. E adesso le previsioni del tempo. Prosegue la fase di tempo stabile su gran parte d'Europa, merito della presenza di una vasta struttura anticiclonica che ha posizionato il suo massimo proprio sul nostro paese. Domani presenza di nubi medio-basse sul versante tirrenico, sereno altrove, temperature sempre sopra le medie. Passiamo allo stato di mari e venti, domani mari sempre calmi con venti deboli dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.